La rivelazione shock di uno dei responsabili del massacro del Circeo, Angelo Izzo, avrebbe raccontato ai magistrati di aver rapito e ucciso Rossella Corazzin, la 17enne friulana scomparsa nel nulla 43 anni fa nei boschi del Cadore. Dati preoccupanti sul futuro dell'economia veneta diffusi da Unioncamere, appello alla politica e al governo in formazione, chiarire il prima possibile le proprie intenzioni per rassicurare gli investitori esteri. Bocciata come incostituzionale la legge regionale che prevedeva la residenza da almeno 15 anni in Veneto come via preferenziale all'accesso agli asili nido. L'opposizione attacca la giunta, Zaia replica nel suo razzismo. Indagini sulla morte della 36enne di Musile recuperata dalle acque del Piave, incidente e suicidio, ma alcuni testimoni avrebbero sentito gridare aiuto prima del dramma. La frana di 2 giorni fa ha isolato Cimagrappa, irraggiungibile dalla Marca, tempi incerti per la riapertura, programmi stravolti per turisti e ciclisti, la viabilità qui è precaria da troppo tempo, tuona l'Unione Montana. Il futuro del Veneto, la politica, il governo e molto altro, stasera 20:10 ospite un Massimo Cacciari a 360 gradi. Domani in Emilia Romagna il matrimonio di Giancarlo Gentilini con la sua Maria Assunta, siamo stati a trovare la coppia alla vigilia delle nozze tra prove di vestiti e messaggi d'amore. I titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque lo avete sentito, in primo piano le rivelazioni shock fatte ai magistrati da uno dei responsabili del massacro del Circeo. Angelo Izzo avrebbe infatti raccontato di aver rapito e ucciso insieme ad altri amici Rossella Corazzin, la 17enne che scomparve nel nulla nel 1975, 43 anni fa appunto, che scomparve nei boschi del Cadore durante una vacanza con la famiglia. Rapita, violentata e infine uccisa. Sarebbe terminata così orribilmente la giovane vita di Rossella Corazzin, all'epoca dei fatti 17enne di San Vito al Tagliamento, scomparsa nel nulla nell'agosto del 1975, quando con la famiglia si trovava in vacanza a Tai di Cadore. L'ultima volta che fu vista era seduta su una panchina a leggere un libro. Adesso arriva una rivelazione shock, riferita dal sito del Gazzettino. A farla è uno dei responsabili del massacro del Circeo, Angelo Izzo, che con altri 2 amici attirò Donatella Colassanti e Maria Rosaria Lopez in una villa del Circeo. Le torturarono fino ad uccidere la Lopez. La Colassanti si salvò fingendosi morta. Adesso le parole di Izzo, finite nel fascicolo arrivato sul tavolo del procuratore di Belluno, Paolo Luca, aprono una nuova pagina nella sparizione di Rossella Corazzin. Izzo, che sta scontando 2 ergastoli, avrebbe raccontato che con altri amici romani in vacanza in Cadore avrebbero rapito la 17enne, che sarebbe poi stata portata sul lago Trasimeno, qui violentata e infine uccisa. Angelo Izzo non ha fatto il nome di questa ragazza friulana, ma ha dato dei riferimenti sulla vicenda del rapimento con la data del fatto tali da far ritenere che si trattasse di Rossella Corazzin, ha detto il procuratore Luca, che ha trasmesso il fascicolo per competenza a Perugia. È una notizia priva di qualsiasi fondamento. Quello che racconta Angelo Izzo va sempre preso con le molle, perché in passato ha dimostrato di essere una persona non coerente e lineare. Così l'avvocato Massimo Ciardullo, storico difensore di Gianni Guido, uno dei responsabili del massacro del Circeo, commenta quanto affermato da Izzo. Non so nulla su questa vicenda, conclude poi il penalista. E saranno vagliati nei prossimi giorni dalla Procura di Perugia i verbali inviati dal pubblico ministero di Belluno sulle dichiarazioni che avete appena sentito rese da Angelo Izzo. I nuovi documenti trasmessi ieri non sarebbero stati infatti ancora esaminati dai magistrati del capoluogo umbro. La Procura di Perugia già 2 anni fa si è comunque occupata di una vicenda dai contorni analoghi. Il fascicolo venne allora archiviato in quanto le parole di Izzo non furono ritenute attendibili dai magistrati. E adesso l'economia, perché sono preoccupanti i dati sul futuro dell'economia veneta diffusi in mattinata da Unioncamere. L'invito è rivolto al nuovo governo ed è quello di chiarire il prima possibile le proprie intenzioni, questo per rassicurare gli investitori esteri al momento prigionieri dell'incertezza. Rallenta la crescita per le imprese del Veneto secondo lo studio trimestrale realizzato da Unioncamere.
Da gennaio a marzo 2018 la produzione industriale è comunque aumentata del 3,2% rispetto allo scorso anno, ma si registra una stagnazione rispetto all'ultimo trimestre 2017. La variazione destagionalizzata è di meno 0,1%. Anche ordinativi e fatturato estero mostrano questo rallentamento e emerge soprattutto nel fatturato estero un rallentamento più consistente. Uno stop che gli analisti attribuiscono all'incertezza politica del periodo preelettorale e di quello immediatamente successivo al voto del 4 marzo. Ma ora che si sta arrivando all'insediamento del governo di Lega e 5 Stelle, la preoccupazione per gli annunci di misure protezioniste che potrebbero da un lato provocare un aumento dei costi di produzione, dall'altro un calo della domanda dall'estero a causa di possibili ritorsioni su eventuali dazi. Noi abbiamo un manifatturiero altamente internazionalizzato. Abbiamo una prospettiva di oltre 200 milioni di nuove benestanti nel mondo che chiedono Made in Italy. È chiaro che se abbiamo strumenti che incominciano a aprire la logica delle ritorsioni, non possiamo che farci del male. L'appello del Presidente delle Camere di Commercio Venete al nuovo governo è di chiarire il prima possibile le proprie intenzioni in materia di economia. Se ci sono investimenti li si fanno in stabilità, quando c'è instabilità si inizia un po' a dire chiudiamo da questo stabilimento, blocchiamo queste opere, questo crea problemi, lo vediamo nella borsa, lo vediamo anche le reazioni che ci sono. E proprio in questi giorni il premier designato Giuseppe Conte è al lavoro per formare il nuovo governo, diversi gli incontri anche oggi. Ieri invece Conte aveva incontrato le associazioni dei risparmiatori truffati dal crack delle popolari. Dal giorno in cui il capo dello Stato Mattarella gli ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo per Giuseppe Conte, un susseguirsi di incontri e riunioni, questa mattina un'ora e mezza di faccia a faccia con il governatore della Banca d'Italia Visco, con il quale ha parlato soprattutto dello stato di salute dell'economia italiana, poi a seguire riunione con Di Maio e Salvini. La giornata di ieri invece, oltre all'incontro con le forze politiche che siedono in Parlamento, il premier incaricato l'ha dedicata all'incontro con le associazioni dei risparmiatori vittime del crack delle popolari, che hanno sofferto per il default di alcune banche. Queste persone anch'esse hanno diritto, come tante altre, ad essere ascoltate dalle istituzioni. Sono persone che chiedono il rispetto dei loro diritti e che il loro risparmio venga tutelato. A loro il potenziale premier ha dato una serie di rassicurazioni. La tutela dei loro risparmi, spesso frutto di sacrifici, di una vita di lavoro, sarà uno dei principali impegni di questo governo, il governo del cambiamento. Chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito. Soddisfatti al termine dell'incontro i rappresentanti delle associazioni che da tempo si battono per le migliaia di persone coinvolte perché vengano risarcite. Siamo soddisfatti dell'incontro, siamo fiduciosi, c'è volontà, immediatezza, il programma, il contratto di governo prevede legge vigente, fondo dai conti dormienti, la volontà del Presidente è stata secondo me molto di spessore, ha capito il problema è un problema dell'Italia e va risolto immediatamente. Intanto potrebbe slittare a domani l'incontro con il Presidente Mattarella. Il futuro Premier potrebbe sciogliere le riserve e salire al colle con la lista dei ministri. I ministri che proporrò, così come il sottoscritto, saranno ministri politici, saranno cioè persone che condividono obiettivi e programmi del governo del cambiamento. E c'è attesa di capire se e quanti saranno i veneti che siederanno a Palazzo Chigi, oltre ai nomi che da giorni circolano nei palazzi romani, del leghista Lorenzo Fontana, veronese, al quale potrebbe andare il Dicastero della Difesa o dell'Agricoltura, e dei pentastellati Fraccaro, D'Incà e Indrizzi. Nelle ultime ore sono spuntati nomi nuovi come quello dell'imprenditore Massimo Colombana e dell'assessore regionale Manuela Lanzarin. A lei potrebbe essere affidato il Ministero della Famiglia. Il requisito della residenza protratta per 15 anni, richiesto da una legge del 2017 della Regione Veneto come titolo di precedenza per l'accesso agli asili nido, è incostituzionale, lo ha deciso la Consulta.
In gergo tecnico è la legge regionale numero 6 del 2017. Per tutti, fin dalla sua emanazione, era stata la legge del prima ai veneti nell'accesso agli asili nido. Preferenza per l'iscrizione al nido pubblico a chi risiede ininterrottamente o lavora da almeno 15 anni nella nostra regione. Oggi la mannaia della consulta è calata sulla norma. Sentenza 107. Quella legge è incostituzionale perché contrasta con il principio di uguaglianza. Nello specifico, secondo i giudici, un criterio irragionevole per l'attribuzione del beneficio, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la residenza prolungata in Veneto e la situazione di bisogno o di disagio. Proprio alla funzione educativa del nido, la Corte ha osservato che è ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri. L'opposizione in Regione, per bocca del capogruppo del PD Stefano Fracasso, va subito all'attacco. Già al momento dell'approvazione, dice, avevamo denunciato come questa norma, oltre ad essere sbagliata, fosse anche illegittima, ma il macigno da Roma trova subito una replica anche dal numero 1 di Palazzo Balbi. Prendiamo atto con rispetto della sentenza, dice il governatore Luca Zaia, ma è lecito anche dissentire e osservare che la residenza di 15 anni in Veneto è un principio di civiltà. Sembra che questo sia un elemento di razzismo, di diseguaglianza, ma non è così, perché se noi pensassimo ad esempio di avere un posto solo a disposizione in un asilo e lì arrivassero 2 cittadini, uno che è residente da più di 15 anni e che ha un figlio è residente da più di 15 anni in Veneto, e un altro cittadino che magari è arrivato ieri mattina e a parità di reddito entrambi cittadini, a me risulta che il buon senso ci dica che dobbiamo dare il posto, quell'unico posto libero, prima a un veneto, che può essere un veneto da generazioni oppure un nuovo veneto, magari un immigrato arrivato da più di 15 anni, e poi a tutti quelli che vengono dopo. Invece la consulta dice che davanti a quel posto libero non è giusto chiedere come priorità ai 2 che se lo contengono la residenza, ma bisogna darlo a quello che è appena arrivato. Io penso che questo vada contro tutti i principi. Insomma, dice Zaia, questa legge accusata di razzismo rischia paradossalmente di essere razzista proprio nei confronti degli immigrati irregolari che vivono da tanti anni in Veneto. Se vogliamo premiare questi 500.000 immigrati che sono qui da più di 15 anni, che si sono integrati in un progetto di vita, si sono comportati bene, contribuiscono alla formazione del nostro PIL, dobbiamo comunque dire che prima i veneti, cioè prima i veneti che hanno almeno la residenza di 15 anni, e dopo quelli che arrivano, che sono arrivati ieri mattina o che arriveranno domani. La cronaca, lungo l'Argine si sono udite le sue grida d'aiuto, ma l'arrivo dei soccorsi era già annegata nel Piave. Tragedia a Musile, vittima una 36enne del posto. A sentire le grida di aiuto sono stati intorno alle 23 alcuni ragazzi seduti all'esterno di un bar in località Taio, nel comune di Musile. Sono accorsi sull'Argine del Piave e per un momento l'hanno vista. La donna lottava con la corrente, ma in pochi secondi è scomparsa oltre le paratie della vicina chiusa. Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei vigili del fuoco, compresi i sommozzatori, che hanno dato il via immediatamente alle febbrili ricerche. Col passare dei minuti la speranza si affievoleva sempre di più, fino a spegnersi intorno all'1 di notte, quando il corpo senza vita è stato ripescato dal fiume dove galleggiava, a circa 200 metri dal luogo del primo avvistamento. Sull'esatta dinamica della tragedia indagano i carabinieri. La donna, una 36enne del posto, avrebbe manifestato nell'ultimo periodo i sintomi di una depressione, ma su quanto sia davvero accaduto nella tarda serata di giovedì per il momento non vi sono certezze. Un colpo di vento improvviso e la manovra che non tiene nonostante gli anni di esperienza. Cristian Pesavento, 37 anni, detiene gelataio, è morto a Porto Seguro, città del Brasile, nello stato di Bahia, durante un'uscita di kitesurfing di cui era istruttore, sport estremo a metà tra il windsurf e il parapendio. Pochi secondi gli sono risultati fatali a causa di una corrente d'aria che ha spinto in modo anomalo l'aquilone, ha perso il controllo della tavola ed è stato colpito al collo dal surf, poi è ricaduto in acqua. Non si sa ancora se il decesso sia avvenuto subito dopo il colpo oppure in mare per annegamento. Questo sarà l'autopsia ad accertarlo. L'incidente è avvenuto mercoledì verso le 14 ora locale, le 19 in Italia. Andiamo nel Padovano, segregata e obbligata a prostituirsi, ridotta in schiavitù per poter tornare a casa. È accaduto a Este. Lei voleva tornare in Cina, suo paese d'origine. Per questo si era rivolta a una sua connazionale sessantenne per raccogliere i soldi necessari al viaggio. La donna però, invece che aiutarla, l'ha segregata in un appartamento in centro ad Este e l'ha costretta a prostituirsi.
La vittima, una 25enne cinese, è stata salvata dai carabinieri della compagnia testina che, raccolte le segnalazioni dei vicini e dopo appostamenti davanti alla casa, sono intervenuti liberando la ragazza e arrestando la 60enne per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù. Cima Grappa isolata nel versante trevigiano a causa di una frana di qualche giorno fa, problema viabilità denunciato da anni, attacca il presidente dell'Unione Montana e tempi incerti per la riapertura della strada provinciale. Cima Grappa isolata sul versante trevigiano dalla frana che ha costretto 2 giorni fa alla chiusura della provinciale Generale Giardino. Sacrario raggiungibile chissà per quanto solo dal Bassanese e dal Feltrino, e il problema della viabilità di questa particolare zona della provincia, che già patisce la mancanza d'acqua e la parziale copertura sia elettrica che telefonica, si mostra così in tutta la sua gravità. Si può accedere soltanto attraverso quella vicentina o attraverso nord verso la zona del Feltrino. E cosa stiamo facendo? Al momento è stata chiusa la strada, c'è la possibilità, oppure stiamo valutando delle possibilità alternative con una viabilità però carrareccia che rende alquanto improbabile la possibilità di arrivarci attraverso con i mezzi normali, macchine e quant'altro. Paradossalmente sono anche contento che sia esplosa la questione, perché poi effettivamente sono 2 anni che stiamo chiedendo alle istituzioni, soprattutto a livello nazionale. È assurdo che si possa pensare al centenario della Grande Guerra, dove si vanno a investire anche 6 milioni di euro, per cui una cifra cospicua, e non pensare di dirottarne qualcuno per la viabilità di accesso. Dopo il botta e risposta sull'argomento tra il sindaco di Asolo Migliorini e il presidente della provincia Marcon, è dunque il presidente dell'Unione Montana del Grappa a intervenire. Nessuna sorpresa, dice, si sa da anni che occorre mettere mano alla viabilità e le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra sono state l'ennesima occasione persa per reperire fondi. E ora tocca fronteggiare l'emergenza anche modificando il percorso dell'evento ciclistico in programma domenica. Sui tempi di riapertura di questa strada cosa possiamo dire? Allo stato attuale non possiamo assolutamente dire niente, perché sono al vaglio dei geologi per capire l'entità della frana, per capire se può essere ripristinata in tempi rapidi. Io confido effettivamente che la cosa si possa risolvere nel breve volgere, però di questo appunto non posso dare alcun tipo di certezza. Oggi nel corso di ore 13 si è parlato di sanità, di cardiologia, nelle tecniche utilizzate nell'ULSS 5 Polesana. Nel corso della trasmissione si è parlato però anche di medicina di genere e di come le malattie cardiache colpiscano anche e soprattutto le donne, con conseguenze spesso molto gravi. Sentite perché. Se io potessi chiedere a chi ci sta ascoltando o guardando, donne, qual è la causa di morte più importante in una donna, viene fuori quella che chiamano la sindrome da bikini, ossia uno pensa al tumore alla mammella, al tumore al palato genitale e non sa che c'è un rapporto di 6-1, dove 6 purtroppo l'infarto, e che la donna quando arriva all'ospedale è curata meno rispetto all'uomo. Se facciamo meno coronarografie, quell'esame che andiamo a vedere le coronarie, abbiamo tempi di accesso più lunghi. E quando sono andato a rivedere i dati assieme alla direzione su questo, non era un problema organizzativo, ma era un problema di cultura. Faccio sempre l'esempio quando parlo con i miei collaboratori: se una donna ha il dolore anginoso, un dolore al petto al mattino finché è a casa, nella scala delle priorità sono: primo, preparare la colazione ai figli, mandare i figli a scuola, sistemare la casa, sistemare il cane se c'è, e soltanto quando il dolore persiste e non ce la fa allora chiama il 118. Questo vuol dire un arrivare tardi in emodinamica o riaprire più tardi la coronaria e soprattutto avere dei risultati diversi. Infatti le donne spesso hanno infarti peggiori rispetto agli uomini. Un infarto un po' particolare che anche negli uomini è più frequente nelle donne, che lo chiamano ad esempio cuore da stress, poi è un nome strano, Takotsubo, perché assomiglia a notre che usano per pescare i pesci, nel senso che arriva la donna con l'infarto, facciamo la coronografia e le coronarie sono normali, però il cuore è fermo e tutta una parte del cuore è fermo, e questa spesso è legata a stress emotivi, il figlio non torna a casa alle 5 di mattina su qualche aspetto oppure altre cose, quindi il cuore della donna è misterioso, è un cuore affascinante, dobbiamo curarlo bene,
dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo avere l'ospedale cosiddetto rosa, è importante. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta alla vigilia delle nozze che saranno celebrate domani mattina con rito civile dal sindaco leghista del comune emiliano di Viano. Abbiamo incontrato Giancarlo Gentilini e la sua futura sposa Maria Assunta. Sentite che cosa ci hanno raccontato. Ultime ore da fidanzati per Giancarlo Gentilini e la sua futura sposa Maria Assunta Pace, prima del matrimonio che verrà celebrato domani mattina con rito civile nel piccolo paese di Viano, unico comune leghista dell'Emilia Romagna, il cui sindaco è grande amico di Gentilini. È un grande amico mio, l'ho conosciuto e ha seguito sempre il Vangelo secondo Gentilini. Gli abiti per le nozze sono già pronti, ma in valigia i due futuri sposi porteranno ben altro. Contengono l'amore che io ho trasfuso alla Maria, alla mia Maria. Si tengono per mano Giancarlo e Maria, che hanno deciso di coronare un amore cresciuto piano piano, iniziato come una semplice amicizia nata alla fermata dell'autobus. Gentilini, sulla soglia degli 89 anni, spazza via ogni polemica legata alla sua età. Qualcuno dice: ma lei, signor sindaco, è troppo vecchio. Ma l'età non conta. Conta soltanto che ci sia questa atmosfera di affetto, di amore. Maria racconta com'è il Gentilini lontano dalla politica, tra le mura domestiche. Una persona molto affettuosa, presente, romantico sì, è una persona molto sensibile e la sua durezza è solo apparenza. E poi sveglia il segreto per un amore duraturo. Di avere tanta pazienza e cercare di andare incontro alla persona che hai in fianco e cercare di trovare sempre un punto d'incontro in tutto. A fare da testimoni agli sposi saranno il figlio Antonio per lui e Mauro per Maria. Tra gli invitati non ci saranno esponenti politici, il loro sarà un matrimonio lontano da Treviso e dal clamore. Lo sospettavo, però non pensavo una roba così eclatante. Questa qua è anche una forma di affetto nei confronti di Giancarlo, però insomma per il mio carattere avrei preferito meno clamore. Gli amici, la lettura di libri e giornali, le chiacchiere, le coccole alla loro gattina di 22 anni. Così Giancarlo e Maria trascorrono le giornate insieme. Passiamo le giornate così alla sera, qua, e poi quello che è naturale è che sboccia l'amore. Un Giancarlo Gentilini innamoratissimo che descrive così la storia con la sua futura sposa. Questo è un diluvio universale d'amore. Ecco questo. Auguri ai futuri sposi. Sono servite 4 votazioni della giuria dei letterati presieduta da Carlo Nordio per scegliere la 5ª finalista della 56esima edizione del premio Campiello oggi all'Università di Padova. Ecco la 5ª: Elena Janecek con La ragazza con la Leica, Ermanno Cavazzoni con La galassia dei dementi, Davide Orecchio con Mio padre la rivoluzione, Francesco Targhetta con Le vite potenziali e Rossella Postorino con Le assaggiatrici. I 5 finalisti sono stati scelti tra le 65 opere segnalate al premio letterario di Confindustria Veneto. Il premio Campiello Opera, prima attribuito ad un autore all'esordio, è stato assegnato a Valeria Valentini con Gli 80 di Campo Rammaglia. Un weekend caldo dove a dominare sarà in gran parte il sole, temperature vicine ai 30 gradi. Il caldo è pronto a farla da padrone. Se anticipo c'è già stato in questi giorni e in queste ore, il weekend continuerà sul percorso molto estivo. Un campo anticiclonico di origine africana, l'alta pressione Scipione, che porterà praticamente bel tempo con temperature in aumento e un clima decisamente estivo. Il sole dominerà quasi tutte le province, soltanto nel pomeriggio si potranno sviluppare dei temporali brevi, piuttosto brevi, seguiti da schiarite sulle Alpi del Vicentino e del Bellunese. Temperature, come detto, estive con valori in pianura che potranno raggiungere anche i 29-30 gradi, circa 27 gradi invece lungo le coste. Preludio a un'altra settimana di sole? Non proprio, ritornano i temporali. Lunedì l'anticiclone Scipione verrà minato da delle correnti instabili che porteranno un graduale peggioramento del tempo anche sul Veneto, con la possibilità di alcuni temporali che potranno caratterizzare la giornata sia di lunedì
che martedì e mercoledì, ma le temperature rimarranno su valori piuttosto gradevoli. Vi ricordo l'appuntamento con 20 e 10, ospite in studio questa sera Massimo Cacciari, un Massimo Cacciari a 360 gradi che parlerà del futuro del Veneto, ma anche di politica e del nuovo governo, ma anche di tanto altro. Vi lascio alle previsioni del tempo, è tutto per il Veneto, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sul Triveneto grazie all'anticiclone Scipione. Vediamo il dettaglio di sabato 26 maggio. Sul Veneto bella giornata di sole, sarà bel tempo ovunque con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Occasionali acquazzoni possibili sul Bellunese al pomeriggio. Temperature minime tra 16 e 19 gradi. Valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà bel tempo ovunque salvo per residui piovaschi di debole intensità sulle aree alpine. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori con cielo al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi. Le massime invece oscilleranno tra 26 e 29 gradi circa. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Bel tempo con ampio soleggiamento al mattino al massimo con poche nubi sparse. Nel pomeriggio però potrà verificarsi qualche acquazzone ma migliorerà via via col passare delle ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 16 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.